Carcere per mesi ai bimbi dell'asilo Nido, arrestata dai carabinieri una delle titolari di una struttura privata di Cornedo Vicentino, sgomento in paese. Era incinta al 9° mese Stefania Palmieri, 36enne modenese, morta nello schianto della sua auto contro un tir in A22 ieri mattina. Viveva a Padova e lavorava a Dolo, famiglia sconvolta. Tragedia a Caprino Veronese, 28enne in sella alla moto si scontra con un furgone, nell'impatto perde la vita sul colpo. A Castelnuovo del Garda, lutto cittadino nel giorno dei funerali della 33enne massacrata dal compagno, lo strazio della famiglia, l'appello della sorella a tutte le donne. Regionali e assessorati, continua il braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia. Stefani, gli assessori li nomina, ma decidere chi saranno spetta alle segreterie politiche, puntualizza De Carlo rispondendo a Salvini. Intanto l'avversario di Stefani per Palazzo Balbi torna sul tema sanità. In Veneto in 15 anni quella pubblica è stata smantellata, con noi al governo sarà difesa. 13 voti contro 9, Verona non ce l'ha fatta, sarà Brescia a ospitare la 98esima adunata nazionale degli alpini nel 2027, la decisione del Consiglio direttivo nazionale ANA questa mattina a Milano. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto. E dunque arrestata una delle titolari di un asilo nido privato di Cornedo Vicentino. L'accusa è quella di maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli ospiti della struttura. Intanto prosegue l'inchiesta per raccogliere ulteriori verifiche. Percosse e maltrattamenti rivolti ai piccoli ospiti dell'asilo nido. Con questa accusa è finita ai domiciliari una delle titolari di un asilo nido privato del territorio di Cornedo Vicentino. L'indagine condotta dai carabinieri di Vicenza e coordinata dalla procura berica è nata a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano comportamenti violenti. I militari, dopo aver raccolto elementi necessari per accertare che l'indagata in alcune circostanze avrebbe messo in atto condotte maltrattanti consistite in percosse ai piccoli ospiti, in seguito a nuovi episodi sono intervenuti nella struttura, arrestando la donna in flagranza differita per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. La donna è ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. Intanto a farsi portavoce dell'incredulità della comunità è il primo cittadino. Come persona, come padre e come rappresentante di questa comunità non posso che essere sgomento ed esterrefatto, soprattutto perché si vanno a toccare i bambini che non debbono essere toccati né con violenze fisiche né tantomeno con violenze psicologiche. Io mi auguro che la magistratura faccia al più presto e velocemente chiarezza, perché se queste accuse dovessero essere confermate è di una gravità inaudita. Ed era incinta al 9° mese Stefania Palmieri, 36enne, modenese, morta nello schianto della sua auto contro un tir in A22 ieri mattina. Viveva a Padova, lavorava a Dolo, lo sconcerto, lo strazio della famiglia. Siamo tutti assolutamente affranti e tristi. Una notizia drammatica arrivata come una doccia fredda anche per i titolari dell'azienda di Dolo, dove fino a poco tempo fa lavorava Stefania Palmieri, la 36enne che ha perso la vita lungo l'autostrada del Brennero tra Mantova a Nord e Nogarole Rocca, schiantandosi per cause al vaglio della polizia stradale di Verona contro un tir che la precedeva. Con lei è morto anche il bimbo che portava in grembo. Stefania era al 9° mese di gravidanza, avrebbe dovuto partorire a breve. Per loro non c'è stato nulla da fare. L'auto era incastrata sotto il mezzo pesante, nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarla a lungo, non c'è stato nulla da fare. Stefania è morta sul colpo. La donna viveva a Padova e fino a poco tempo fa lavorava come direttrice del personale per Outri International, ditta di abbigliamento milanese con sede a Dolo. Lavorava per la nostra azienda fino a luglio di quest'anno e poi Stefania si è dimessa perché doveva avvicinarsi a Modena in quanto era in attesa. È stata da noi un paio d'anni. Era assolutamente amata e ben voluta da tutti, per cui nel suo ruolo sicuramente oltre magari agli aspetti tecnici affrontava anche aspetti umani, perché comunque si confrontava con tutte le persone all'interno, facendo degli incontri one to one piuttosto che anche di gruppo, e
Ha lasciato un vuoto sicuramente quando ha deciso lei di lasciare l'azienda per motivi suoi privati, e a maggior ragione oggi, perché nessuno si sarebbe mai aspettato qualcosa di questo tipo qui. Stefania, figlia del noto chirurgo modenese Beniamino Palmieri, stava raggiungendo la sua famiglia nel Modenese, dove aveva deciso di rimanere per portare a termine la gravidanza che aveva tanto cercato insieme al suo compagno Lorenzo, di origine padovana ma da qualche tempo all'estero per lavoro, motivo per cui Stefania aveva deciso di tornare a Modena per la nascita del bimbo. Sotto shock il compagno e la famiglia della ragazza, i genitori, il fratello e la sorella. A loro la vicinanza del sindaco di Dolo. A nome della comunità di Dolo esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia e ai parenti di Stefania e della creatura che portava in grembo. Aggiungo solo un pensiero anche per i titolari e per i colleghi lavoratori con i quali Stefania condivideva un progetto non solo professionale ma anche di vita e di impegno a favore degli altri. I funerali di Stefania saranno celebrati con tutta probabilità lunedì nel Modenese. C'è stata un'altra vittima della strada in queste ore, una giovane vittima nel tragico schianto tra una moto e un furgone a Caprino Veronese. A perdere la vita un centauro 28enne. L'incidente a Pazzona di Caprino, dove il giovane in sella alla sua moto è finito contro il mezzo pesante per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Vano anche in questo caso ogni tentativo di soccorso. Il 28enne è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. E nella chiesa dedicata a Santa Maria a Castelnuovo del Garda oggi l'addio a Jessica Stappazzollo, uccisa dal compagno 11 giorni fa. Commosso il saluto alla giovane mamma che non era riuscita a separarsi da questo fidanzato violento. Al termine del rito funebre l'appello della sorella. La questione non è il picchiare, ma finire come è finita mia sorella. Possono anche passare anni e anni e anni, ma comunque 90% è sempre così che si finisce, uccise da un amore che non è amore. C'è il silenzio del dolore che neppure i cuori fucsia cuciti a mano con la J incollata, un rito brasiliano del saluto, riesce a lenire. Ad attendere Jessica Stappazzollo, uccisa da un amore che non è amore, ci sono la sorella Laisa, il papà Adair arrivato dal Brasile, mamma Rosemary, i fratelli, la sorella e uno dei due figli della donna. 33 anni, brasiliana, Jessica Stappazzollo è stata uccisa con 27 coltellate dal compagno Douglas Reis Pedroso, 44 anni, che ha confessato il delitto e adesso è in carcere. Una violenza cieca, l'ennesima sul corpo di Jessica, che non riusciva, nonostante varie denunce, a non tornare da lui. Che lui era cambiato, che non aveva paura, che riusciva a reggere la situazione. La retta fino all'ultimo, questo è sicuro. Ma non era così che doveva finire. Ho fatto il possibile, non è servito. Che cosa le ha detto l'ultima volta che l'ha sentita? Cosa continuava a dirle? Di andarsene via, di trovarsi un posto. La situazione è sempre la stessa, no? Non si trova. Nessuno ha aiutato, nemmeno noi. Questo è il peso che ci portiamo sulle spalle, il non essere riusciti ad aiutare. Ci aveva provato la famiglia, anche i vicini di casa. Il paese di Castelnuovo del Garda piange questa giovane donna con una celebrazione funebre sobria, presieduta dal vicario generale della diocesi di Verona, Monsignor Osvaldo Checchini. La bara coperta di rose bianche, il pianto inconsolabile della mamma, del papà, degli amici e di chi ancora una volta, senza risposta, domanda perché. Con la forza di questa domanda e le lacrime trattenute, a tutte le donne Laisa Stappazzollo rivolge un messaggio. Scappate il prima possibile, primi segnali che vedete denunciate, non si può stare fermi a vedere e a sperare. Alla fine è il nulla. E a Castelnuovo del Garda era lutto cittadino per questi funerali. L'impegno del sindaco Davide Sandrini, Jessica non sarà dimenticata.
Si erano riuniti e con una fiaccolata avevano ricordato Jessica Stappazzollo, strappata alla vita, alla famiglia, ai suoi figli. Presente al rito funebre il sindaco Davide Sandrini ha raccontato giorni di grande dolore. Sono giorni molto difficili per la nostra comunità. Castelnuovo del Garda però si è dimostrata una comunità unita e sensibile. Ci impegniamo e ci impegneremo con ancora più forza. Il ricordo di Jessica ci darà la spinta per essere ancora più incisivi su questo tema molto importante per tutta la comunità. Nel frattempo la famiglia di Jessica ha avviato una raccolta fondi. Il corpo della giovane donna sarà sepolto in Brasile, a San Paolo, dove vive il padre. Dalla procura di Verona è già arrivato nulla osta. Vanno avanti anche le indagini. Il punto dell'avvocato della famiglia di Jessica, Elisabetta Carattoni. Stanno finendo le indagini, gli accertamenti, tutti quelli previsti naturalmente. Ci sarà qualche altro interrogatorio che lei sappia per l'uomo? No, questo non lo so, stiamo finendo gli accertamenti. Sarà disposto a breve il dissequestro delle cose. Così dunque l'avvocato. Andiamo ancora alla cronaca. Dipendente ACTV aggredita questa mattina a bordo del tram, condanna da parte dell'azienda di trasporti. I lavoratori chiedono ancora una volta più tutele. Ennesima aggressione a danno di una dipendente ACTV a bordo del tram. La donna stava controllando la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri quando, all'altezza di via Olivi a Mestre, uno di loro, sprovvisto di biglietto, le si è scagliato contro. Immediata la segnalazione alla polizia locale, intervenuta poco dopo con una pattuglia che ha identificato il responsabile. La dipendente non ha riportato conseguenze fisiche e ha ripreso l'attività lavorativa in breve tempo. Ferma condanna dall'azienda di trasporto e dall'amministrazione comunale. Per, si legge, un atto di violenza ingiustificata, così come per qualsiasi altra forma di aggressione fisica o verbale perpetrata a danni degli operatori di trasporto pubblico che quotidianamente svolgono il proprio servizio nell'interesse della collettività. Un episodio che arriva all'indomani di momenti di panico vissuti a bordo dai passeggeri di un autobus della linea 7 in partenza da Piazzale Roma per Mirano, quando un 35enne è entrato con il capo sporco di sangue, un coltello e un cacciavite addosso dopo aver avuto uno scontro con un 65enne nella zona di Calle Aponal a Venezia. I dipendenti del trasporto pubblico continuano a sollecitare maggiori tutele. I casi si stanno sempre più moltiplicando. Abbiamo appunto problemi sempre più frequenti e chiediamo che venga più presto applicato il protocollo firmato davanti al questore, al prefetto, che dà sicurezza ai lavoratori, cioè dando a chi chiede in maniera volontaria la bodycam, e soprattutto che venga isolato il posto guida dell'autista per dare più sicurezza, visto che ci sono sempre più casi. Io non ho mai visto cose del genere effettivamente, sempre di più e il personale ha tanta paura di essere aggredito. La politica adesso col braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia sulle deleghe in giunta regionale in caso di vittoria naturalmente del centrodestra. Stefani gli assessori li nomina, ma decidere chi saranno spetta alle segreterie politiche, ha detto il meloniano De Carlo rispondendo al vice premier Salvini e specificando di volere anche l'assessorato alle infrastrutture. Gli assessori li nomina Stefani su indicazione che viene anche dai partiti, ma noi ci troveremo con Stefani e non avremo nessun problema nell'indicargli i migliori assessori per svolgere quei ruoli strategici che siamo sicuri che il Veneto avrà bisogno di avere. Sarà tra i nomi che le segreterie politiche metteranno sul tavolo che Alberto Stefani, se tra 2 settimane sarà eletto presidente del Veneto, dovrà scegliere per comporre la sua giunta. Pesa le parole del leader leghista Matteo Salvini e le interpreta a favore di Fratelli d'Italia, il coordinatore regionale dei meloniani Luca De Carlo, fermo sulle sue posizioni e per nulla intimidito dalle puntualizzazioni del vice premier. Salvini ha detto che nomina Stefani ed ha ragione. Io ho fatto il sindaco tanti anni, so chi nomina gli assessori. Io so di lì qual è il ruolo delle segreterie di partito, è quello di indicare le migliori persone su deleghe che già conosciamo. A Mestre, di fronte alla platea di Confartigianato, De Carlo aveva snocciolato l'elenco dei desiderata di Fratelli d'Italia. Da Belluno rincara e specifica. Tra i ruoli strategici da rivestire c'è anche l'assessorato alle infrastrutture, finora saldamente in mano leghista.
le deleghe degli assessorati sono chiare, noi ci occuperemo di infrastrutture, lo faremo assieme al presidente che abbiamo scelto, Alberto Stefani, ma Alberto Stefani sa di poter contare per quella delega su uomini e donne di Fratelli d'Italia pronti a risolvere i problemi della gente. Rischiamo di scadere nelle dinamiche da vecchia politica, gli ribatte, ospite a Prima Edizione, il leghista Alberto Villanova, che ribadisce la prerogativa del presidente scegliersi la sua squadra e alle pretese di De Carlo replica innanzitutto con una battuta. Ho sentito l'elenco che ha fatto l'amico De Carlo, mancava il barista e il portinaio, dopo si prendevano tutto il palazzo. Adesso sinceramente io credo che chi conosce un po' la politica sa che la giunta si fa in base a quelli che sono i risultati del Consiglio, in base ai numeri che dopo ci sono in Consiglio. Io ho ascoltato volentieri quelli che sono, diciamo, gli obiettivi di Fratelli d'Italia. Logico che dopo, se ci sarà dalle urne, uscirà un risultato un po' diverso, come credo, dalle europee e dalle politiche, allora sicuramente dopo qualcosa andrà rivisto e sarà il Presidente a fare la giunta. Quindi io direi concentriamoci sulla campagna elettorale, concentriamoci a portare a casa il risultato migliore possibile per la coalizione e per quello che ci riguarda per la Lega, e dopo, quando si vede chi è il primo partito, là si decide un po' come andare. Ma la questione dei posti in giunta secondo me è qualcosa che viene dopo. Prima andiamo a spiegare il programma ai veneti e concentriamoci sui bisogni dei veneti. Con il centro-sinistra al governo del Veneto ci sarà un deciso cambio di passo nella gestione della sanità pubblica. Si è espresso con queste parole il candidato presidente Giovanni Manildo, parlando a Mestre assieme tra gli altri a Rosy Bindi. La salute, la sanità deve essere pubblica, la salute è un diritto, non una merce. Quello della sanità pubblica, del diritto di tutti alle cure, è uno dei principi cardine del programma del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Il Partito Democratico lancia un nuovo allarme sul rischio privatizzazione del settore e Giovanni Manildo ribadisce come sotto la sua presidenza la sanità del Veneto avrà un cambio di passo deciso e in netto contrasto con le politiche di centrodestra degli ultimi anni. È una programmazione per l'assunzione di personale sanitario, riconoscere il ruolo di eroi che hanno nella nostra struttura e maggiore medicina di prossimità. La salute è il diritto primario, è il diritto su cui si fonda la giustizia sociale e il Veneto Comunità. In questo vogliamo andare con grande decisione per il mantenimento della sanità pubblica. Manildo parla al Candiani di Mestre accanto a Rosy Bindi, autrice nel 1999 da Ministro della Sanità di una riforma che prevedeva tra l'altro una stringente regolamentazione dei rapporti tra pubblico e privato. Oggi invece per la sanità pubblica in Italia si spende poco, dice Bindi, perché i termini da prendere in considerazione non sono le cifre in assoluto, ma in rapporto col PIL, con l'inflazione e col costo dei farmaci. Noi alla fine di questo triennio della legge di bilancio arriveremo alla percentuale in assoluto più bassa di tutti gli anni, sotto il 6%. Questo significa che qualcuno vuol rinunciare a questo sistema. E io credo che le risorse ci siano, basta che chi si è arricchito di più in tempi di disuguaglianze e di aumento dei poveri e di 6 milioni di italiani che non si curano diano un contributo per tutto questo. La sanità pubblica, conclude Manildo, è in cima alla lista delle preoccupazioni dei veneti nei diversi settori che la compongono. Assolutamente dimenticata la non autosufficienza e la salute mentale. Sono i due temi che emergono in ogni incontro. Abbiamo visto pochi finanziamenti, sono delle prestazioni non monitorate dai LEA. In questo ci sarà un grande segno di discontinuità perché sono tra le fragilità più diffuse nel nostro territorio. Massima trasparenza sui guadagni dei politici eletti, la invoca lanciando una proposta in diretta nella prima edizione di Antenna 3 il candidato di Democrazia Sovrana Popolare Antonio Serena, che si scaglia contro il duopolio di centrodestra e centrosinistra. Noi presenteremo, se verremo eletti, se avremo la possibilità di farlo, un progetto di anagrafe patrimoniale, per cui si sappia quanto, come è messo uno economicamente quando entra in politica e come è messo quando esce. E vorremmo fare politica in modo diverso guardando agli obiettivi. Se noi guardiamo destra e sinistra, oggi sono simili. Sono tutti pro-UE, vado in sede nazionale, sono tutti pro-NATO, sono tutti filo-americani, ma non c'è nessuna differenza. Ma allora che politica è? La politica dei soldi, la politica del potere, la politica delle sedie, la politica delle prebende, la politica Cioè noi siamo contro innanzitutto questo modo di far politica.
Io sento Salvini che dice tutto bene, il centrodestra tutto d'accordo. No, non è assolutamente vero, c'è una guerra in corso tra la Lega, Fratelli d'Italia e partitini minori e roba del genere. Non c'è assolutamente, c'è una guerra per i posti. Non si ferma a Venezia la mobilitazione dei lavoratori del Gran Teatro La Fenice per il caso Venezi. Arriveranno a Venezia anche orchestrali e lavoratori di tanti altri teatri italiani per dare manforte ai loro colleghi veneziani e chiedere così la revoca della nomina di Beatrice Venezia, nuova direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice a Venezia, e la rimozione del sovrintendente Nicola Corabianchi, entrambi finiti nel mirino della protesta. Hanno già fatto sapere però di non avere alcuna intenzione di recedere e fare marcia indietro, e così lunedì pomeriggio alle ore 15 nel corteo che partirà a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia per arrivare davanti al teatro fino a Campo San Fantin ci saranno lavoratori anche degli altri teatri italiani, segno di una protesta che ha assunto rilevanza nazionale e non solo. L'ultima azione di protesta e di mobilitazione nei giorni scorsi con gli orchestrali veneziani imbavagliati davanti al loro teatro. Siamo qua prima dell'inizio del concerto di questa sera e purtroppo il sovrintendente ci ha negato qualche ora fa la possibilità di leggere il comunicato che abbiamo letto nel corso dei precedenti spettacoli, e per denuncia nei confronti di questo, secondo noi, atto di, come dire, un po' per cercare di farci tacere, i nostri colleghi che svolantineranno porteranno un bavaglio alla bocca proprio per simboleggiare l'impossibilità di parlare al pubblico come ogni sera. Lunedì un nuovo capitolo di una lotta che al momento pare senza via d'uscita. Qui i professori d'orchestra della Fenice rivendicano la loro posizione. È un gesto che crediamo forte e in cui crediamo molto tutti, non solo i musicisti, ma tutte le maestranze. Voglio solo dire che stiamo malissimo, io me la sto vivendo molto male questa situazione personalmente, perché non è un bel modo di lavorare, noi siamo qui per suonare. Speriamo che anche questa volta non venga manipolata la nostra intenzione contro la signora Venezi, ma il nostro concetto rimane sempre quello, la nostra parola rimane sempre quella. Il problema è il curriculum, non è appartenenza politica né nulla. L'Orchestra del Teatro La Fenice e il teatro tutto si merita veramente qualcosa di qualità, anche per tutto il lavoro che abbiamo fatto, per il mondo che ci vede, che ci sente, ci ascolta sempre, tutti i giorni, e che in questo momento ci sta anche sostenendo. E ora la Dunata nazionale degli Alpini del 2027, Verona sconfitta, la Dunata si terrà a Brescia. Il Consiglio direttivo nazionale ha votato e il risultato è Brescia 13, Verona 9, pertanto la Dunata del 2027 è a Brescia. Verona non ospiterà la 68esima Dunata nazionale degli Alpini del 2027. Il Consiglio nazionale ha scelto Brescia e la città scaligera dovrà aspettare ancora. L'ultima Dunata nazionale a Verona è stata nel 1990, mentre la Triveneta si è svolta nel 2014. I consiglieri nazionali hanno scelto la Leonessa e gli alpini veronesi non hanno nascosto la delusione per la decisione. Qualcuno rimarrà ancora in nodo alla gola e probabilmente dirà peccato che sia finita così. Torno a ripetere, Brescia la meritava come Verona. A parlare davanti ai consiglieri nella sede nazionale di Milano il presidente della sezione di Verona, Maurizio Trevisan. Un'opportunità era la nostra adunata nazionale, quella di coinvolgere i giovani attraverso una grande esposizione messa a disposizione da parte del Comune di Verona, che era l'ente fiera, e quindi su quei 300.000 metri quadrati di esposizione potevamo creare veramente non la solita cittadella alpina, ma qualcosa di più. Avevamo l'aspettativa molto forte, avevamo l'orgoglio di poter ospitare la bandiera di guerra nella nostra arena, che ormai è abituata a ospitare i grandi della terra, ma questo non accadrà.
quantomeno non accadrà nel 2027. Verona dovrà aspettare di avvicinarsi ai 40 anni di assenza della Dunata Alpina per pensare di poterne avere un'altra. L'ultima candidatura di Verona prima dell'attuale risale al 2018 per la Dunata del 2020. Era l'anno in cui la sezione veronese festeggiava i 100 anni dalla fondazione e anche in quell'occasione però fu bocciata nel confronto con Rimini, con la Dunata che poi si svolse nel 2021 causa Covid e poi tristemente ricordata per presunte mai accertate molestie e offese sessiste. Questa edizione termina qui, tra poco le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.